Sotto shock anche perché sono cose che ad Una Verde non sono mai successe e sinceramente conoscendo anche la ragazzina ci piange il cuore perché comunque fosse una bambina delle nostre e quindi è doloroso, tanto doloroso. Risveglio drammatico per la comunità di Duna Verde a Caorle nel panico e nel dolore alla notizia di una presunta violenza sessuale consumata nella notte ai danni di una ragazzina minorenne originaria dell'Interland trevigiano. Non sapevamo neanche fosse vero perché comunque stenti anche un po' a credere a certe cose, soprattutto in una realtà così piccola, così coccola come Duna Verde. La ragazzina e la sua famiglia sono volti noti nella cittadina, frequentata da anni come meta fissa per le vacanze estive, e la notizia ha immediatamente suscitato profondo sgomento tra i commercianti del posto. Passa da noi spesso e volentieri a prendersi il gelato, ma non sappiamo altro. Siamo sconvolti, demoralizzati da questa situazione mai accaduta in questa località. Secondo le prime parziali ricostruzioni dell'accaduto, la vittima si sarebbe risvegliata su una panchina poco prima della mezzanotte, parzialmente svestita, senza pantaloni, con gli slip abbassati e in un forte stato confusionale. Agli inquirenti avrebbe riferito di un drammatico vuoto temporale durato oltre un'ora. Quindi la chiamata al SUEM 118 con l'ambulanza che l'ha portata per gli accertamenti di rito previsti dal protocollo sanitario in questo caso per verificare se ci sia stata una violenza o meno e che cosa ha bevuto la ragazzina. Prima del blackout la minorenne ricorda soltanto che sarebbe stata avvicinata nei pressi della sua abitazione dopo aver salutato le amiche da un gruppo composto da 2 o 3 giovani che l'avrebbero costretta a bere una sostanza alterante o, secondo un'altra ipotesi al vaglio delle forze dell'ordine, l'avrebbero addormentata improvvisamente utilizzando un fazzoletto intriso di liquido narcotizzante. L'aggressione e il successivo abuso si sarebbero poi consumati all'interno dell'ascensore di un condominio della zona. La voce del terribile episodio poco dopo l'accaduto ha fatto rapidamente il giro del paese tra i ragazzi e scattato immediatamente l'allarme. In pratica ci ha chiamato questa amica e ci ha detto alle altre ragazze di non tornare a casa da sole. Basta, tutto qui. È stato abbastanza scioccante perché Duna Verde è un paese molto tranquillo e non ci si aspetta. Sicuramente questo. Gli investigatori avrebbero già individuato alcuni sospettati rintracciati dopo l'accaduto a consumare bevande in un locale di Duna Fiorita. Questo bar dove siamo di solito e sono arrivati i carabinieri insieme alla polizia locale e c'era questo tavolo di ragazzi e li hanno intervistati tutti, ovviamente. Sì, li hanno interrogati tutti. Interrogati, scusami, esatto, tutti, e sono stati portati via in 2-3. Al vaglio delle autorità la posizione di presunti aggressori, le indagini sono affidate alla polizia locale di Caorle che sta acquisendo e visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza delle attività commerciali vicino al luogo del presunto abuso per fare piena luce sulla dinamica tuttora in fase di accertamento nel massimo riservo imposto dalla minore età della vittima. È un disastro, non fa proprio per questa località una cosa del genere. Mi dispiace, non so cosa dire. Speriamo sia assolutamente l'ultima volta, prima e ultima. Diciamo che per quanto noi pensavamo fosse un'isola felice, effettivamente non lo è. Non lo è e penso che, come tanti italiani stanno facendo adesso, penso che ci faremo giustizia da soli.